Ciao da Federico, oggi vi porterò a scoprire uno dei percorsi straordinari che si trova in Italia. Un luogo leggendario lungo la mulattiera risalente alla Grande Guerra. Punto di partenza, Bocchetta e Campiglia, siamo a 1216 metri ai piedi del massiccio del Pasubio. Sopra Passo Zomo nelle Prealpi Vicentine in provincia di Vicenza. Mi trovo all'ingresso della prima galleria della strada ritenuta impossibile, ma prima di andare a farla facciamo un salto indietro nel tempo. Ci troviamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale, prima del marzo 1917. I lavori per la strada delle 52 gallerie dovevano ancora iniziare. C'era un'unica strada carrozzabile che portava in vetta verso la prima linea. Ma perché allora c'era stata l'esigenza di crearne una seconda? Andiamolo a scoprire assieme. Mi trovo nella strada degli Scarubbi, l'unica via che permetteva ai mezzi carrozzabili di portare le armi pesanti e anche i viveri in prima linea. Purtroppo dall'altra parte del fronte c'erano gli austriaci, era un vero e proprio tiro al bersaglio. I mezzi pesanti erano grandi e visibili e quindi era un infinito tiro al bersaglio da parte degli austriaci, non c'era modo di riuscire ad arrivare alla prima linea, serviva un'altra strada. Gli italiani le provarono tutto e provarono a mettere dei pali con della vegetazione per cercare di mascherare la strada e quindi il passaggio dei mezzi, ma ovviamente non funzionò perché gli austriaci erano lì a controllare. Cercarono quindi di salire di notte a fari spenti con i mezzi in prima marcia con il minimo rumore, ma comunque gli austriaci erano lì, controllavano. Continue perdite di uomini, un tiro a bersaglio infinito, non c'era modo di arrivare alla cima senza essere sotto tiro degli austriaci. Serviva un'altra strada al di là di questa costa della montagna, ma com'era possibile lì? C'erano pareti a strapiombo. Ora è il momento di spostarci nell'altro versante e andare a scoprire la strada impossibile. Mi trovo all'ingresso della prima galleria e da come si può vedere da questa parete a strapiombo si può capire quanto ardita è già quest'opera al suo inizio. Dal 1991 davanti a ogni galleria troviamo una targa che è stata apposta da Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Ogni targa ha un numero progressivo e una dedica. Ma cosa accade qui sul massiccio del Pasubio? Siamo in una zona poco conosciuta, senza mappe topografiche, a confine tra Veneto e Trentino, tra la provincia di Trento e Vicenza. Serve costruire una strada di 6.500 metri con 800 metri di dislivello in una parete rocciosa a strapiombo sulla vallata, partendo dai 1.200 metri per arrivare ai 2.000 metri circa di altezza. Oggi, guardando quest'opera, sembra un qualcosa di impossibile. 52 gallerie scavate nella roccia. Incaricato di iniziare quest'opera un 19enne studente di matematica assieme ad altri 20 ragazzi minatori del genio. Iniziati i lavori a marzo 1917, furono terminati 9 mesi dopo, in dicembre del 1917, qualcosa di incredibile a pensarlo oggi. C'erano delle caratteristiche ben specifiche sia per quanto riguarda la galleria che per quanto riguarda la larghezza della strada. Andiamolo a scoprire assieme. Le gallerie dovevano avere delle caratteristiche assieme alla strada che le congiungeva, almeno una larghezza di 2 metri, 2 metri e mezzo, per permettere il passaggio dei muli in entrambe le direzioni. È impressionante, basta fare un passo falso e si è nel vuoto. Un lavoro che è stato fatto con pochi mezzi, poche risorse, pochi uomini, in poco tempo. La pendenza media è del 12%, soltanto in alcuni punti si raggiunge la pendenza massima del 22%. 4 gallerie hanno uno sviluppo elicoidale, la 19ª, la più lunga, e la 20ª. Andiamo a scoprirle assieme. È
un percorso che si deve fare almeno una volta nella vita per chi ama la montagna, anche per gli escursionisti esperti, che molto spesso non cercano luoghi così turistici come è questo, perché è veramente molto conosciuto, ma regala delle emozioni veramente uniche e spettacolari che nessun altro luogo al mondo può regalare. Un percorso intriso di storia e bellezze e paesaggi mozzafiato che lascia i brividi e lascia delle suggestioni, delle emozioni indescrivibili. Per fare questo percorso servono delle buone scarpe da trekking e non soffrire di vertigini, perché pur essendo larga la strada non ha protezioni e non per tutti può essere una passeggiata. Serve un buon allenamento ripagato dai paesaggi mozzafiato e da quest'opera veramente ardita. Indispensabile una torcia, perché alcune gallerie sono molto lunghe, non ci sono pertugi o comunque punti da dove c'è l'ingresso della luce. All'interno delle gallerie la massima attenzione, perché molto spesso sono bagnate e si può scivolare. La strada fu progettata per evitare ogni pericolo. Nei tratti esposti, comunque fuori dalle gallerie, venivano messe delle reti per garantire che le valanghe non andassero a colpire i soldati che passavano di sotto. Nei punti invece in cui si trovavano i canaloni veniva preferito passare attraverso le gallerie, quindi costruire delle gallerie per proteggere comunque i soldati. Un panorama impagabile, un po' offuscato da questa foschia, qualcosa di unico. Attraversare quest'opera oggi ti lascia un qualcosa dentro, delle domande a cui probabilmente le risposte ce le hanno solo chi ha lavorato qui, in quei periodi, guardando la pericolosità di questi luoghi, queste pareti così a strapiombo, e un'opera che doveva essere realizzata nel minor tempo possibile per aiutare i propri amici, i ragazzi che si trovavano in prima linea. Non può che con la mente riportarmi a quei giorni e rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che da qui non hanno più fatto ritorno. All'interno delle gallerie si possono trovare delle deviazioni dove c'erano dei depositi e anche dei piccoli contenitori dove venivano alloggiati gli esplosivi, le mine, per far saltare questi tratti di galleria in caso di attacco nemico. Vado ad affrontare adesso la galleria più lunga, 320 metri. Pensare che ha una forma elicoidale con ben 10 finestre per dar punti luce e anche delle postazioni di artiglieria. È stata dedicata al re, come si può leggere anche dalla targa. È molto buia, serve assolutamente una torcia perché le 10 finestre sono molto lontane l'una dall'altra. Si può vedere com'è il suo sviluppo, questa curva all'interno di questa galleria che prosegue. Bisogna sempre fare attenzione perché la roccia è scivolosa, è bagnata. Ed ecco qui una curva successiva e un'altra finestra. Si trovano anche queste tasche. All'interno venivano messe delle mine, delle gelatine esplosive. All'occorrenza si sarebbero fatte saltare per bloccare la strada. Mi trovo all'uscita della 19ª galleria. Eccola qui davanti a me e lì posso vedere già l'inizio della 20ª. Pensare che la 20ª galleria si alza su se stessa a spirale 4 volte all'interno del costone roccioso. Un qualcosa di incredibile. Proprio queste due gallerie furono progettate da Ugo Cassina, il tenente giovanissimo di 19 anni, al quale fu incaricato il difficoltoso e oneroso lavoro per la costruzione della strada delle 52 gallerie. Sono all'ingresso della 20ª galleria. Grazie a questa strada gli italiani poterono rifornirsi e continuare a combattere. Ricordiamo che nel Pasubio ci furono 10.000 morti. Dalle finestre che sono state aperte
Lungo questa galleria si può vedere il costone della roccia. Questa parete a strapiombo e in fondo, in lontananza, la vallata. Caratteristica che dovevano avere le gallerie, oltre alla larghezza di 2 metri, 2 metri e mezzo, era anche un raggio di curvatura di 3 metri almeno, per consentire a un paio di muli di passare contemporaneamente in un lato e dall'altro senza ostacolarsi. Questa è l'uscita della 20ª galleria. 4 spirali sono al suo interno di questo spuntone di roccia, qualcosa veramente difficile da comprendere. Pensare che questo scavo è stato fatto al buio perché non c'era una topografia e non si sapeva esattamente dove andare a uscire per costeggiare la montagna. Questo ci fa capire quanto è stata ardita. Dopodiché la strada continua e prosegue, veramente impressionante. Ed è proprio facendo questa strada che ci si rende conto che gli italiani, messi sotto pressione senza nessuna via di fuga, con pochi mezzi e pochi uomini, riescono a creare quello che per gli altri è impossibile. Una strada lunga 6.300 metri, dove non è in galleria, scorre a mezza costa sulle pareti a strapiombo della montagna. 2.300 metri sono in galleria. È qualcosa di impressionante. Difficile trasmettere la sensazione e le emozioni che si provano facendo questa strada così ardita che lascia senza fiato. Pur trovandomi ora a 1.800 metri, è caldissimo. Ho appena fatto quel tratto di costa lungo il massiccio ed ora proseguo entrando per quella galleria. Per 52 volte questi ragazzi hanno affrontato una nuova sfida: scavare una nuova galleria e di nuovo ritornare a spaccare la roccia e il costone per procedere verso l'esterno, e così via per 6.300 metri, quello che oggi risulta uno spettacolare sentiero. Un tempo era un percorso di guerra. Da qui si sentivano i colpi di granate esplosi, l'artiglieria, i cannoni, le mitragliatrici, e sentendo le sofferenze di chi cadeva qui in battaglia e non avrebbe più fatto ritorno a casa. Mi mancano ormai solo 4 gallerie. Continuando a salire, il paesaggio continua a regalare emozioni sempre diverse e sempre più forti. Come vi dicevo inizialmente, la strada è abbastanza larga da percorrerla in totale sicurezza, però per chi soffre di vertigini alcuni punti potrebbero creare particolare suggestione, quindi magari farli bloccare o farli procedere più lentamente. Ad esempio, questo è un tratto veramente molto suggestivo, c'è anche un cordino che permette di tenersi anche con la mano volendo, e si può ammirare questo stupendo paesaggio. All'uscita della 52esima galleria sono quasi a 2000 metri e lì in lontananza posso vedere il rifugio Achille Papa. Dall'altro versante invece vedo la strada degli eroi che avevamo affrontato assieme in bici, in mountain bike. Trovate il video qui nel mio canale. Ma il mio percorso non finisce qui, andrò verso la Cima Palò un'altra mezz'oretta e si arriva per andare a vedere la prima linea, il dente austriaco e quello italiano. Dal rifugio Achille Papa e dall'uscita delle 52 gallerie si va verso l'altro versante per andare a salire verso la cima del Monte Palò. Appena sopra il rifugio Achille Papa si trova anche un piccolo bivacco. C'è tutto il necessario per passare la notte, quindi 4 posti letto, in cui troviamo anche un piccolo soppalco con un altro letto, 5 posti letto, quindi non c'è nessuna stufa, ma un bel tavolo. E da qui si gode sicuramente di un paesaggio, un panorama mozzafiato a 360 gradi, qualcosa di stupendo e suggestivo.
Ho superato da poco il rifugio Achille Papa, è stato intitolato al generale Achille Papa e ha una vista sulla Val Canale. Sono 2000 metri, il rifugio Papa era all'incirca il 1930, dovrò raggiungere 2339 metri, quindi altri 400 metri di dislivello. Questo sentiero che ho appena percorso e si va a inerpicare sulla cresta della montagna, cresta che è stata modificata durante la prima guerra mondiale dalla guerra delle mine, che scopriremo tra poco. Mi manca poco per raggiungere la cima Palon e qui poco prima posso vedere anche delle postazioni in galleria di artiglieria di piccolo calibro italiana. Quando raggiungerò la cima sarò appena dietro al punto più avanzato che aveva l'esercito italiano su questa cresta del Palon, chiamata il Dente Italiano. Arrivo sulla vetta più alta del massiccio del Pasubio, cima Palon, 2232 metri. Separa la Valle Ogra e la Vallarsa dalla Val Terragnolo e dalla Val Posina, attraversata dai passi, dei Pian delle Fugazze e Zomo. Ci troviamo nella zona più calda della guerra. Lì in lontananza vedo il Dente Italiano e poco più avanti c'è quello austriaco. Dopo 2 anni di battaglia intensa, sanguinosa, le posizioni erano ancora bloccate. Si decise così di procedere a una guerra di mine. Vennero costruite delle gallerie per arrivare fino a sotto le postazioni avversarie. Entrambi gli eserciti fecero la stessa cosa, costruirono delle vere e proprie cittadelle sotterranee, le fecero imbottire di esplosivo per poi farle saltare, sorprendere il nemico e quindi conquistare la linea nemica. Il 19 marzo 1918 gli austriaci fecero brillare 50 tonnellate di esplosivo e cambiando per sempre la forma di questa cresta del massiccio del Pasubio. L'esplosione generò fiamme alte 30 metri. Quella che vediamo oggi non è più la conformazione naturale di questa cresta, ma è completamente cambiata. Dalla cima Palon nelle giornate più limpide si può vedere la cima del Monte Grappa, del Monte Cengio, il Monte Priforà, il Monte Baldo invece da questa direzione e infine la cima Carega, un vero e proprio spettacolo per il cuore, per l'anima e per i propri occhi. Ma alla fine questa guerra di mine portò a qualche risultato? Beh, andiamolo a scoprire assieme. Mi dirigo verso il Dente Italiano. Sono nella zona sacra, qui posso trovare scale che vanno a salire verso la vetta, gallerie, ricoveri, cisterne d'acqua, le trincee scavate durante la prima guerra mondiale. Sono appena al di sotto della cima del Monte Palon e qui posso anche trovare i ricoveri. Anche qui all'interno erano allestite delle scalette per salire verso le postazioni di galleria. Il sistema sotterraneo italiano, pensate, un quarto d'ora per poterlo percorrere tutto. Da qui salendo si hanno i punti di osservazione. Qui si andava a osservare il nemico, a tirare le granate. Facciamo un salto indietro nel tempo, 1917, linea più avanzata, prima linea del fronte italiano. Chi arrivava qui probabilmente era destinato alla morte. La suggestione è grandissima, mi vengono i brividi solo a pensare che lì dall'altro lato c'era il nemico. Si può vedere infatti la bandiera austriaca in lontananza. Quello che un tempo qui era una cresta continua è stata distrutta dalle continue esplosioni. Oggi a 100 anni di distanza, ancora camminando sopra questo territorio, sapendo che qui sotto ci sono ancora ossa umane, quelle salme che non è stato possibile recuperare perché state inghiottite dalla galleria durante i crolli, mi lascia un senso di blocco allo stomaco. Non so come spiegarvelo, ma un'emozione di tristezza. L'unica cosa che posso fare in questo momento per avere una sensazione di pace interiore è quella di portare un ricordo a chi ha vissuto questi momenti tragici e alle famiglie che non hanno più visto i figli tornare a casa. Ora non mi resta che ritornare verso la cima Palon e proseguire verso il Rifugio Papa, la strada che ho fatto all'andata, una mezz'oretta in discesa, e poi continuare per chiudere il giro ad anello per la strada degli Scarubbi, eccola lì in lontananza.
Torno verso il Rifugio Papa alla fine delle 52 gallerie. Qui vado a prendere il sentiero degli Scarubbi. È una strada molto larga, carrozzabile, molto comoda, scendono anche le bici, può salire a volte anche qualche macchina che porta i rifornimenti al rifugio. Si ha un bellissimo spettacolo anche da questo versante. A fine del mio giro avrò 16,5 km sulle mie gambe, 1200 metri di dislivello e una gioia incredibile per aver scoperto la storia e le viste mozzafiato che si hanno da questi luoghi. Se mi state chiedendo: Fede, ma non ci mostri la strada degli Scarubbi? Ve l'ho già mostrata in un video, però in mountain bike, dove salivo per la strada degli eroi e facevo questa strada degli Scarubbi in discesa. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un bel like. A me è molto utile perché capisco se il contenuto è interessante o meno per andare a farne altri di questo tipo o anche no. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché le avventure arriveranno. Come sempre, ciao da Federico e alla prossima avventura.